per il girone di Roma Nord della Lega Calcio 8 Serie A2, Steaua 2005 contro Peperino Calcio 8. Il Peperino cerca una propria dimensione all'interno di questo campionato. Lo Steaua deve vincere per restare in scia della Schiacciasassi Mommy's Pub, 5 vittorie in 5 partite per la capolista di questo girone. E a fare proprio la palla, anche se poi la perde, ancora in avanti gli ospiti con questa conclusione, la prima della partita sul fondo. Calcio 8 dalla sinistra con questa palla che viene smissata al numero 4, poi attenzione alla conclusione della distanza, alta sotto traversa. A calciare, fischia l'arbitro, parte Tilinka col sinistro, conclusione, gol, vantaggio dello Steaua 2005, implacabile sul calcio di punizione Tilinka, 1-0 dopo 6 minuti. Verso il difensore che viene forse fermato fallosamente, l'arbitro non fischia, attenzione al Peperino, conclusione e gol, una gol bellissimo, il Peperino pareggia grazie a Roberti alla 12° minuto, 1-1 qui al Vista Aurelia. In possesso palla che gira all'indietro per i compagni, un altro cross in mezzo, attenzione a Cutrupi col tiro e il miracolo da parte del portiere. In attacco, perde però la palla, attenzione a Negoita che se ne va, Negoita palla sul destro, se la porta sul sinistro, scarica per la Giana in mezzo all'area, se la porta sul destro anche lui e conclude in rete. Grande gol dello Steaua dopo un'azione manovrata, 2-1, si riporta in vantaggio la squadra romena. Subito il pareggio di Roberti, è tornato in vantaggio con Giana, attenzione a questo gol incredibile di Roberti, doppietta anche per lui. Nemmeno qualche secondo e lo Steaua è ancora in situazione di pareggio per questo incredibile gol del Peperino. Comunque recupera ancora il Peperino, 30 secondi alla fine di questo tempo, più eventuale recupero, attenzione al tiro che finisce sul fondo, ancora occasione per lo Steaua. Deve dare continuità ai propri risultati, attenzione intanto a questo tiro alla parata da parte del portiere, ancora una conclusione che poi finisce sul fondo. Da tutti i palloni in pratica, perdono però la sfera, quelli del Peperino, attenzione all'incredibile contropiede e a un gol forse ancora più bello del numero 7 Cercesa, 3-2 per lo Steaua che si riporta in vantaggio. Cercesa che scarica verso ancora la conclusione di un compagno, poi Cercesa la palla e lì è la parata straordinaria del portiere. Battuto per lo Steaua con il numero 7 Cercesa che riceve palla, tira, doppietta personale anche per lui, un altro gol, questo forse anche più bello del precedente, 4-2, doppio vantaggio per lo Steaua. Ancora dare sulla sinistra, pressing di Cercesa, lo salta il numero 10, va alla conclusione, la parata non sicura del portiere e poi Piras sotto porta, da più vincente, 4-3, torna sotto il Peperino. Che è il direttore di gara. Calcio di punizione ed è il pareggio del numero 8 Aniballi, 4 pari, veramente oggi gol uno più bello dell'altro, partita incredibile. Calcio a 8, l'arbitro fischia 4 pari con lo Steaua che manca l'appuntamento con la vittoria, rimane a 10 punti in classifica, si allarga il distacco con il Mommy's Pub che è a 15, il Peperino conquista il secondo pareggio della sua stagione e sta a 5 punti in classifica.